dell'ex numero 1 Vincenzo Consoli ha chiesto il proscioglimento dall'accusa di truffa e associazione a delinquere. La pronuncia di rinvio a giudizio è fissata per metà luglio. I sindaci devono lavorare insieme per evitare altri episodi simili che rischiano di aumentare a causa della crisi economica. Così il sindaco di San Fior Maset, dopo la rapina in casa ieri ai danni di un novantenne. Da domani le nuove regole sull'uso della mascherina, che resta obbligatoria sui mezzi di trasporto, a scuola, nei cinema e ospedali. Le istituzioni chiedono ai cittadini ancora una volta responsabilità. Grave infortunio sul lavoro in un'azienda di Nervesa, 61enne investito da un muletto. In ospedale devono amputargli parzialmente un piede. Ieri a Montebelluna serata in ricordo di Mattia Battistetti. Monopattino da 1.000 euro di proprietà di un quarantenne rubato in Piazza dei Battuti a Treviso. La polizia locale lo rintraccia grazie al GPS e denuncia un 16enne per ricettazione. L'iscrizione del figlio all'asilo nido comunale rifiutata. 43enne di paese nel 2017 insultò la giunta via social. Ora il giudice l'ha condannato per diffamazione. Dovrà pagare una multa di 516 euro. Tra una settimana l'adunata nazionale degli alpini tra Rimini e San Marino, che Antena 3 trasmetterà in diretta. Le prime penne nere trevigiane in partenza tra qualche giorno. Edizione trevigiana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito dai sommari, apriamo con la nuova udienza nel processo Veneto Banca, perché la difesa dell'ex numero 1 Vincenzo Consoli ha chiesto il proscioglimento dall'accusa di truffa e associazione a delinquere. Aveva 7 milioni di euro in azioni, è stato detto. Abbiamo rappresentato l'insussistenza dell'associazione per delinquere, perché Consoli, che da un lato viene additato come one man bank, adesso è diventato capo e organizzatore addirittura di un'associazione per delinquere. Quindi nello stesso periodo abbiamo l'uomo solo al comando e il promotore capo di un'associazione. Delle due l'una per la difesa: o Consoli è un uomo solo al comando, come più volte descritto, o il capo di un'organizzazione criminale. Non ci sono vie di mezzo quindi per i legali dell'ex AD di Veneto Banca. Nel corso della maxi udienza preliminare che va avanti ormai da settimane in tribunale a Treviso, dove l'ex dominus dell'istituto montebellunese si trova alla sbarra con l'accusa di truffa e associazione a delinquere finalizzata alla truffa per il crack del 2017. Sullo sfondo la sentenza di primo grado a 4 anni emessa nel febbraio scorso nei confronti di Consoli per ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto, pronuncia che per i difensori riguarda gli stessi fatti contestati in questo secondo filone processuale, quindi una violazione del principio del ne bis in idem, tema ricorrente anche nei procedimenti paralleli per il crollo della Popolare di Vicenza. Ma non solo, torna un argomento più volte aspramente contestato dalle migliaia di parti civili, quello che anche Consoli di fatto sia stato un truffato. Consoli era socio di Veneto Banca e con la sua famiglia avevano circa 7 milioni di euro di azione. Il pubblico ministero ha ritenuto che per Trinca, per altri dirigenti, per i dipendenti, il fatto di avere delle azioni significasse insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e quindi abbiamo semplicemente chiesto che il parametro di giudizio che ha guidato il pubblico ministero nel chiedere e nell'ottenere l'archiviazione per quelle posizioni valesse anche per Consoli, che ha acquistato non solo in sede di aumento di capitale, ma ancora nel 2015 e ancora nel 2016. Da qui la richiesta di proscioglimento di Consoli, che riguarda anche gli accusati minori nel processo bis e ribadita anche oggi dai rispettivi legali, per cui i loro assistiti erano di fatto pesci troppo piccoli anche solo per poter incidere. I vertici assoluti dell'azienda sono rimasti fuori da questo processo, mentre invece è stato chiesto rinvio a giudizio di soggetti che non erano neppure dirigenti, non erano quadri, erano di fatto meri impiegati, quindi questa è una contraddizione dalla quale effettivamente non si riesce a dare una giustificazione, dalla quale difficilmente si riuscirà ad uscire. Io ho portato i verbali dei consigli di amministrazione e li ho letti in udienza, dove tutti avevano la piena consapevolezza di ciò che andavano a decidere, cioè un prezzo delle azioni che era determinato da motivi politici e comunque tutti consci di un ottimismo nel formulare i piani. Si torna in aula il 1° luglio per la replica del PM, il 15 dello stesso mese per le controrepliche della difesa e l'eventuale pronuncia di rinvio a giudizio. Torniamo alla rapina di ieri a San Fior, vittima un anziano novantenne. Il sindaco del comune dice che i sindaci devono lavorare insieme per evitare altri episodi simili che rischiano di aumentare a causa della crisi economica. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini a quello che è successo. Approfittarsi della gente anziana così è davvero un atto proprio sgradevole e spiacevole.
mi auguro che chi deve fare qualcosa intervenga per evitare che questi episodi si possano ancora ripetere nella nostra comunità. Nelle parole del parroco di San Fior, lo sgomento di tutta la comunità per l'episodio di violenza accaduto 24 ore fa in via Mazzini. Vittima ancora una volta un anziano. Il tutto accade ieri pomeriggio quando il novantenne apre le porte della sua abitazione a quello che si presenta come un impiegato INPS. L'uomo, una volta in casa, conquista con i suoi modi di fare la fiducia del pensionato, al quale chiede prima informazioni sulla pensione, poi di poter visionare i numeri di serie delle banconote. A quel punto il finto operatore si impossessa dei soldi, circa 2.500 euro, e scappa, ma per guadagnarsi la fuga spintona l'anziano facendolo cadere. Pochi minuti dopo in casa rientra la signora che assiste il novantenne trovandolo a terra dolorante. Immediatamente dall'allarme sul posto arrivano i carabinieri che stanno indagando per cercare di dare un volto al responsabile. L'anziano è stato accompagnato in ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. In tarda mattinata il rientro nella sua abitazione è molto debole e provato, ci racconta un conoscente. Il sindaco Maset pensa a cosa sarebbe potuto accadere e il pensiero va ad Adriano Armellin, l'83enne morto dopo essere stato brutalmente picchiato nel corso di una rapina nella sua abitazione di Pieve di Soligo. Se pensiamo all'episodio di Pieve di Soligo, magari non avesse trovato i soldi, chissà cosa poteva succedere. Per il sindaco di San Fiori il problema va affrontato in modo sinergico tra amministrazioni comunali, sia dal punto di vista della sicurezza sia del sociale. Io sto veramente lavorando personalmente con tutti i sindaci dei dintorni, perché l'ambito territoriale sociale che è stato definito dalla regione, e dobbiamo veramente programmare, progettare e portare a casa anche contributi su quell'aspetto là. E il primo cittadino non nasconde la preoccupazione di una possibile escalation di episodi simili legati alla crisi economica in atto. Il disagio, la situazione economica, la mancanza di lavoro, di reddito e quant'altro nelle menti bacate producono questi effetti qua. Grave infortunio sul lavoro questa mattina nell'azienda Vestalpin di Nervesa della Battaglia, specializzata nella produzione di trafilati in alluminio. Un operaio senegalese di 61 anni residente a Nervesa è stato travolto e ha avuto una gamba e il piede in particolare schiacciati da un muletto in movimento. Immediata la chiamata al SUEM, sul posto operatori sanitari, ispettori dello Spisa e le carabinieri di Montebelluna. Il 61enne è stato trasportato in ospedale dove è stato necessario procedere alla parziale amputazione del piede schiacciato nell'incidente. E in tanti ieri sera hanno voluto essere presenti a Montebelluna al Teatro Binotto per ricordare Mattia Battistetti, il ragazzo di 23 anni morto l'anno scorso in un incidente sul lavoro in via Magellano, schiacciato da un carico di impalcature. Ieri sera vi abbiamo fatto sentire le parole dei familiari che chiedono giustizia. Su quei fatti sta ancora indagando la procura trevigiana per omicidio colposo. La serata è stata organizzata dall'Associazione Culturale Bordeaux con il patrocinio del comune di Montebelluna. Letture, musica dal vivo e anche ricordi personali degli amici e dei familiari. Di lavoro non si può morire, il titolo scelto per la serata che ha posto al centro i temi della sicurezza sul posto di lavoro proprio alla vigilia del 1° maggio. E da domani 1° maggio non solo festa dei lavoratori, ma entrano in vigore anche le nuove regole, soprattutto quelle legate all'uso delle mascherine che restano obbligatorie sui mezzi di trasporto, a scuola, negli ospedali e nei cinema. Ma in questo ritorno alla normalità le istituzioni chiedono ancora una volta ai cittadini un senso di responsabilità. Ci avviciniamo a quella normalità che abbiamo sognato, desiderato e conquistato con grande responsabilità. Da domani 1° maggio in vigore le nuove norme inserite nell'ultima ordinanza a firma del ministro Speranza. Si allentano ulteriormente le restrizioni, in particolare per quanto riguarda l'uso della mascherina, che non sarà più obbligatorio in negozi, locali, stadi e sui luoghi di lavoro. Resta però raccomandata laddove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza. La mascherina teniamola sempre a portata di mano, perché nel momento in cui dovessero crearsi delle condizioni che oggi noi abbiamo capito essere a rischio, è meglio indossarla. Dispositivi di sicurezza che invece dovranno essere ancora indossati fino al 15 giugno in cinema, teatri, palazzetti, ospedali ed RSA, a scuola fino al termine dell'anno scolastico e sui mezzi di trasporto. Consentirà tutto sommato di contenere ancora questa evoluzione della pandemia che, ricordiamo sempre, non è passata. I numeri ci dicono che sono ancora importanti e quindi eliminare totalmente barriere di protezione non è opportuno. Ci consentirà comunque dal 1° maggio in avanti di vivere un po'
con un po' più di libertà, sempre nel rispetto e nel timore del contagio. E fino al 15 giugno anche nelle chiese della diocesi di Treviso rimane l'obbligo all'uso della mascherina. L'indicazione contenuta nella prescrizione emanata dal vescovo Monsignor Tomasi è inviata a tutti i parroci, vicari parrocchiali e rettori dei santuari e del seminario. Per la catechesi e altri eventi al chiuso la mascherina è raccomandata, mentre restano obbligatorie le FFP2 per gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali. Da domani dunque si torna a scambiarsi sorrisi non più coperti dalle mascherine, anche se la parola d'ordine resta responsabilità, la stessa dimostrata in questi 2 anni di pandemia. È un merito che va alla comunità perché ha saputo gestire questa fase della convivenza nel migliore dei modi. Sedicenne dell'Interland di Treviso denunciato dalla polizia locale del capoluogo in seguito al furto di un monopattino del valore di quasi 1.000 euro. L'episodio ieri pomeriggio alle 16:30 nei pressi di Piazza Santa Maria dei Battuti, dove il proprietario, un quarantenne, aveva parcheggiato il monopattino. Al suo ritorno, dopo circa 2 ore, era sparito. I vigili hanno immediatamente iniziato le ricerche del mezzo dotato di GPS, individuato poi in via Caldibreda. Lì, pochi minuti prima, un gruppo di ragazzi era stato fermato da un'altra pattuglia della polizia locale per un controllo di routine. Di fronte alla richiesta di dimostrare la legittimità dell'uso del monopattino, il conducente sedicenne non ha dato spiegazioni convincenti ed è stato denunciato per ricettazione. E controlli della polizia al Biscione di Conegliano ieri insieme a 4 pattuglie del reparto prevenzione crimine e all'unità cinofila di Padova. 65 le persone identificate, di cui 18 già note alle forze dell'ordine. 3 giovani sono stati sanzionati per i disordini provocati nelle scorse settimane a bordo delle corriere MOM. Per loro ordine di allontanamento da Conegliano. Sono accusati di aver preso a pugni le corriere per impedire che partissero e aver tentato di salire a bordo senza pagare il biglietto, minacciando anche i conducenti. Altri 5 giovanissimi sono stati invece segnalati alla prefettura, avevano con sé hashish e marijuana. La politica in casa Lega non accennano a calmarsi le critiche sulla scelta del segretario nazionale per le elezioni siciliane e per la mancanza di congressi di partito, dissenso che si sta trasformando in vera e propria spaccatura tra chi vorrebbe un cambiamento e chi liquida come beghe le richieste di rinnovamento. Qual è il messaggio da dare alla base dei leghisti dopo questi malesseri determinati da questa lista Prima l'Italia? Guardi, sicuramente gli amministratori adesso sono impegnati in diversi fronti e non vanno di certo dietro a delle beghe che vanno ad instaurarsi, perché siamo impegnati a lavorare per questo. Si schiera dalla parte di Salvini Paola Roma, definendo beghe le affermazioni ai nostri microfoni dell'eurodeputato Gian Antonio D'Arè sul nuovo partito che potrebbe nascere per le regionali in Sicilia. Commento al vetriolo, ennesimo segnale di una spaccatura all'interno del carroccio non solo trevigiano-veneto, che assume un peso importante considerando che Paola Roma non è solo sindaco di Ponte di Piave, presidente della conferenza di sindaci dell'ULSS trevigiana, ma uno dei nomi che circolano per la prossima segreteria provinciale. Io, come tutti gli altri sindaci, siamo impegnati ad occuparci dei cittadini, delle volontà anche sociali dei nostri territori e dei nuovi bisogni emergenti, non delle beghe. Che però, se non risolte, rischiano di ingigantirsi, come qualcuno già sottolinea, segnalando più di qualche riunione carbonara tra gli scontenti dell'attuale linea nazionale. Per lo più semplici iscritti che non accettano pesi e misure diversi su rinnovi o espulsioni per volti storici della Lega come Fulvio Petenà rispetto al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Nemmeno il presidente del Veneto Luca Zaia si salverebbe dalla critica di aver allontanato la stagione dei congressi. Si arriverà ad avere i congressi, quelli che vengono chiesti da tanto tempo dalla base, che non si stanno ancora tenendo? Sicuramente già il presidente Zaia lo aveva annunciato e abbiamo visto che con una pandemia in essere non poteva essere fatto diversamente. Aveva insultato nel 2017 su Facebook la giunta comunale di paese dell'allora sindaco Francesco Pietrobone in un gruppo dedicato ai residenti. Siete sterco, aveva scritto. Ora l'autore, un 43enne del luogo, è stato condannato per diffamazione a riprova che sui social non è tutto consentito. Tema che aveva provocato l'insulto, le iscrizioni al nido comunale. Al 43enne sarebbe arrivata una comunicazione dei servizi sociali comunali in cui si diceva che a causa di
di problemi di salute della compagna, l'ente pubblico intendeva andare incontro alla coppia facendo pagare la retta minima per il figlio se lo avessero iscritto al nido del comune. Disdetta la struttura privata aveva ricevuto una comunicazione in cui lo si informava che la giunta non aveva accettato la richiesta. Da lì il commento sui social. Ora il decreto penale di condanna con multa di 516 euro. E ancora la politica con le elezioni amministrative a Casale sul Sile. Andiamo a conoscere la seconda candidata in corsa, l'avvocato Stefania Golisciani, che punta a raccogliere l'eredità dell'uscente Stefano Giuliato alla guida di Progetto Casale Futura. Il progetto Casale Futura rappresenta ancora oggi nel 2022 una rivoluzione, perché è l'unica lista veramente civica che c'è sul territorio dove i partiti non sono mai riusciti ad entrare e che ha effettivamente aperto le porte dell'amministrazione ai cittadini, con più di 180 incontri fatti in giro per il territorio durante questi 10 anni. Avvocato, attuale capogruppo di Progetto Casale Futura, la compagine di maggioranza che governa da 2 mandati Casale sul Sile, Stefania Golisciani è l'erede designata dal sindaco uscente Stefano Giuliato. Il prossimo 12 giugno scenderà in campo nella corsa per le comunali con una proposta che interessa alcuni filoni principali: viabilità, sicurezza, cultura, sociale. Partire da un nuovo studio sul traffico a Casale, perché quello che c'è è molto datato e quindi le risposte vanno date anche sulla base di dati certi, perché la mobilità è ovviamente cambiata e quindi bisogna studiarla. E poi c'è un progetto che in realtà noi abbiamo già uno studio di fattibilità, che è quello della bretella che collega via Belvedere con la rotonda di via Nuova Trevigiana. E per quanto riguarda invece il discorso della cultura e del turismo, ovviamente qui siamo in questo territorio che è il Porticciolo, che noi anche in questo caso abbiamo già uno studio fatto dall'università e che vogliamo realizzare. E sempre sul mondo della cultura l'idea poi è rifare appunto il polo della biblioteca, che in parte è stato già fatto ma va completata l'opera con la conclusione dei lavori su Villa Bembo e sull'oratorio. E poi c'è il sociale, che dopo appunto 2 anni di pandemia è fondamentale, perché ha colpito duro questa comunità. Ci sono tantissimi progetti che noi vorremmo realizzare, che sono focalizzati sulla scuola, sugli anziani. Il suo avversario sarà Lorenzo Biotti, fino a poche settimane fa vice sindaco. Provengono quindi dalla stessa maggioranza e Golisciani è certa che la sfida si svolgerà nella massima correttezza. Non vorrei attaccare appunto l'avversario, ma valorizzare quelli che sono i miei punti di forza. E i miei punti di forza è la mia squadra. Su questo sono assolutamente sicura. La banca di credito cooperativo Pordenonese e Monsile ha presentato oggi i dati del bilancio di esercizio 2021, nei quali spicca un risultato di 9,37 milioni in linea con quello dello scorso anno e un attivo di 3,4 miliardi di euro. Erano 3 miliardi nel 2020. La banca ha erogato crediti per 708,3 milioni alle famiglie e 957,5 alle imprese. La raccolta indiretta da clientela registra un aumento di 117,7 milioni, più 11,45%. Relativamente ai margini, quello di interesse sale di 3,7 milioni e quello da commissioni di oltre 2,3 milioni. I risultati saranno votati dall'Assemblea dei Soci in prima convocazione il 29 aprile e in seconda il 3 maggio. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, giornata di festa quella di oggi a San Fior, dove è stata inaugurata una statua, un busto dedicato a Guglielmo Marconi. Ecco svelato il busto di Guglielmo Marconi posto di fronte al municipio di San Fior nell'omonima piazza, e la statua, opera dello scultore Carlo Bagliana, vanta già un primato. È la prima piazza d'Italia che porta con sé nel toponimo Marconi anche un busto. È stata una bella sorpresa anche questa. La prima statua in Italia di Marconi ad essere ospitata in una piazza che porta il suo nome, collocata in una posizione non casuale, come se l'inventore del radiotelegrafo fosse rivolto verso il paese accogliendo la cittadinanza. La cerimonia, alla quale era presente anche l'assessore Franca Lolli del comune di Sasso Marconi, è stata preceduta da un video che ha ripercorso la vita di Marconi, realizzato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, presieduto dal piccolo sindaco Filippo Fantone, seduto accanto al collega più grande Giuseppe Masette. Abbiamo fatto un video proprio su Guglielmo per anche ricordare cosa ha fatto. Abbiamo anche scoperto nuove cose. Il primo cittadino di San Fior ha invitato tutti a non smettere mai di ricercare, di capire, di coltivare la cultura, ma anche la felicità che a volte, come in questo momento storico, ha detto Masette, non sempre è facile trovare.
Le conoscenze, l'apertura al dialogo e la condivisione sono qualità che ci aiutano a migliorare, a diventare migliori, a aprire, come dicevamo, dialoghi, collaborazioni, pace e felicità. Ma gli applausi sono stati tutti per il padre dell'opera, lo scultore Carlo Bagliana, al quale 2 anni fa il comune di San Fior commissionò il busto che rappresenta un giovane Guglielmo Marconi. Noi possiamo vedere in quest'opera la sua genialità quando aveva 21 anni, che ha inventato la radio. E io mi sento gratificato oggi qui a San Fior perché il busto è piaciuto a molti, è una ricompensa del lavoro che ho fatto nella modellazione di Guglielmo Marconi. 2 assegni a favore della Onlus Trevigiana Advar per contribuire all'attività dell'Hospice Casa dei Gelsi. L'importante contributo è stato raccolto dal Lions Club insieme ai corridori della società ciclistica San Lazzaro Goppion Caffè. L'Advar è un bene comune, spiega la presidentessa Anna Mancini Rizzotti. Essere qui oggi ribadisce l'appartenenza dell'associazione al territorio e alla comunità. Questa mattina in piazza Aldomoro a Treviso la cerimonia di consegna degli assegni pari a 2.000 euro. Ad allietare la mattinata l'esibizione del gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, presenti anche il sindaco di Treviso Mario Conte, il delegato provinciale del CONI Mario Sanson e il presidente del Panathlon Club Treviso Massimo Sonego. Ringrazio tutti perché chi attraverso lo sport, chi attraverso gli eventi culturali mettono al centro la solidarietà, le parole del primo cittadino Conte. E sono diverse le cerimonie in questi giorni che ricordano la fine della seconda guerra mondiale sui nostri territori. A San Floriano di Castelfranco una famiglia si ritrova puntualmente ogni anno per non dimenticare il bombardamento della loro casa. Adesso che sente che in Ucraina c'è ancora la guerra. Mi fa pena, vorrei guardare, ma non vorrei neanche guardare perché è una roba che mi è successo a me. Oggi l'Ucraina, nel 1945 a San Floriano di Castelfranco, dove proprio in questi giorni un bombardamento ha cancellato 19 vite. Storie di guerra, dolore e morte che a quanto pare non riescono a cambiare l'umanità da certe bestialità. A sottolinearlo l'altra sera nella cerimonia del ricordo i nipoti e i superstiti della famiglia Gerolimetto. Che giorno è? Erano 7-8 cugine e cugini che andati a confessarsi e siamo salvati per quello. Perché noi eravamo in casa, che eravamo in chiesa. Perché è caduta una bomba sulla casa? Ora che è caduto a casa e non siamo neanche più venuti a casa la sera, perché mi ha fermato che è distrutta insomma, la nostra casa. Dovevano bombardare la ferrovia che è stata colpita la notte successiva dietro le smalterie attuali, dietro le smalterie. Sì, qua a Castelfranco. E invece ha colpito la casa? Invece della ferrovia ha colpito la casa. Al Barba Angelo che gridava aiuto, aiuto, anche mio padre è partito di corsa e è venuto su a prestare soccorso, che dopo è tornato dopo 3 giorni. Emozione nel dolore che il tempo non cancella e che anzi l'odierna quotidianità ravviva. Quando vedi queste immagini che cosa pensa, che cosa prova? Penso sempre che c'è qualcuno fuori con la testa, che non dovrebbero fare queste cose, perché la guerra fa solo danni. Tra una settimana la Dunata Nazionale degli Alpini tra Rimini e San Marino che Antena 3 seguirà in diretta domenica. Ebbene, le prime penne nere trevigiane sono in partenza tra pochi giorni. Finalmente ci siamo, abbiamo prorogato, abbiamo spostato tanti dubbi, incertezze per 2 anni, però adesso sicuramente quando il nostro presidente nazionale ha detto ok si fa, abbiamo detto sì, questa è la volta buona. Dopo 2 anni di stop nel 2020 e nel 2021 torna per l'Associazione Alpini il momento più emozionante, quello della Dunata Nazionale. Appuntamento a Rimini e San Marino dal 5 all'8 maggio e dalla sezione di Treviso che a ottobre ha festeggiato il suo centenario. Nei prossimi giorni si metteranno in marcia le prime penne nere. Già da martedì, lunedì della prossima settimana c'è qualcuno che parte, io partirò giovedì mattina assieme a una parte del mio gruppo di Montebelluna. E saremo tanti perché tanta gente ha voglia di ritrovarsi, di rifare questa adunata come sappiamo fare.
si prospetta uno sfilamento che vada dai 1.500-2.000 persone, che comunque è tanta gente. Tra i sfilanti e quelli che saranno in autonomia saranno 3.000-5.000 persone. L'incontrarsi, rivedersi negli occhi, ribadire i valori alpini, ma anche andare alla scoperta di un territorio nuovo, visitarlo, viverlo dal di dentro. Sono quei gruppi che partono e vanno per approfittare anche della Adunata di visitare i luoghi, perché non è soltanto Adunata in se stessa nel paese, ma si va a vedere anche le cittadine limitrofe, i punti più turistici, quindi ci sono già itinerari enogastronomici e anche culturali sicuramente da visitare. E il 2022 porterà con sé presto anche un altro emozionante raduno. Triveneta a luglio con il raduno sull'Ortigara, quindi Asiago 2022 in concomitanza della cerimonia sull'Ortigara, che la si farà sabato mattina a posto di domenica, perché per lasciare spazio alla sfilata è il corteo solito. Treviso non può dimenticare di essere la terra del Piave, del Grappa, del Montello, la terra della resistenza italica, la terra dove dalla Sicilia alla Calabria, al Piemonte, alla Liguria, all'Umbria, alla Puglia, alla Val d'Aosta si è fatta l'Italia con quei ragazzi del 99. E adesso apriamo la pagina con le notizie da Belluno e provincia. ...47 postazioni di lettura, targa e videosorveglianza, una vera e propria cinturazione del territorio provinciale. Parte primo in Italia il progetto per la sicurezza urbana di ogni angolo della provincia di Belluno. La presentazione ufficiale questa mattina a Palazzo dei Rettori. Quando si dice fare gioco di squadra, è partito dal basso, dai sindaci e si è esteso ai più alti livelli istituzionali e delle forze dell'ordine provinciali il progetto unitario di rilevazione targhe e videosorveglianza che dal 1° di aprile ha reso operativo un sistema di controllo esteso a tutta la provincia di Belluno e destinato a fare scuola in Italia. Probabilmente uno dei primi esempi in Italia, e un progetto di alta tecnologia che va ad inserirsi come una tessera di un mosaico in quello che noi chiamiamo piano coordinato di controllo del territorio. 47 postazioni, di cui 30 perimetrali, 17 intermedie, un investimento di 935.000 euro complessivo, 900 dal Fondo Comuni Confinanti, 35 dal Consorzio Bimpiave, che si farà carico delle spese di gestione annuali. È una piattaforma totalmente web, accessibile solo alle forze dell'ordine, quindi Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Ciascun operatore ha una sua password personale, può accedere, può fare una selezione per singolo varco e quindi vedere tutte le auto che passano nel varco X o Y, oppure può fare una ricerca per targa. Un progetto di prevenzione e gestione della sicurezza ai massimi livelli, con un prossimo salto di qualità. Il secondo passaggio è l'integrazione con l'SNCC di Napoli, che a sua volta acquisisce questi dati e li allinea con tutte quelle situazioni, diciamo, di auto rubate, di auto non a norme, di auto che sono state oggetto di eventi particolari, e quindi questo è il salto di qualità. A questo scopo il prossimo 20 maggio saranno stanziati ulteriori 500.000 euro, utili anche per il potenziamento delle postazioni intermedie di controllo di un territorio proiettato agli anni impegnativi che lo separano dall'evento olimpico. È una cinturazione elettronica del nostro territorio, e tutte le auto che entreranno e saranno in transito potranno essere visualizzate con specifici alert. Certo, servirà a potenziare gli organici delle forze dell'ordine, l'auspicio del presidente del Fondo dei Comuni di Confine, impegnato anche sul fronte del sostegno alle amministrazioni per realizzare le progettazioni in corso, che rischiano di restare azzoppate dagli aumenti dei prezzi delle materie prime. Nuovo vertice in prefettura sui lavori alla Galleria Comelico, che saranno consegnati entro il prossimo mese di giugno. Scongiurata la chiusura della galleria durante i mesi estivi, durante i quali sarà intensificata la sorveglianza sull'opera. La galleria sarà aperta al traffico per 14 ore al giorno, dalle 6 alle 20, a senso unico alternato, mentre il transito sarà totalmente interdetto in orario notturno. L'ANAS ha confermato la disponibilità a rivestire il ruolo di soggetto attuatore dei lavori di ripristino della viabilità della strada dal Valle, individuata come alternativa alla 52 Carnica. In calendario anche un nuovo confronto con i sindaci del Comelico per approfondire il possibile utilizzo del tunnel dell'Enel, che oggi è a servizio dell'impianto idroelettrico del lago di Tudaio.
È saltata la presentazione, siamo alla politica, della lista in movimento che sostiene la candidatura a sindaco di Belluno di Giuseppe Vignato. Il colpo di scena a poche ore dall'appuntamento fissato nel primo pomeriggio di oggi. Svelato il giallo sulla presenza di Jacopo Massaro nella lista in movimento, l'attuale sindaco ci sarà. Il suo gruppo, che nelle scorse settimane aveva precisato che le decisioni spettavano ai movimento e a nessun altro, ha fatto la scelta che potrebbe rimettere in gioco il futuro della coalizione che sostiene la candidatura di Giuseppe Vignato. Faremo valutazioni interne. Entro martedì ci esprimeremo, ha affermato Vignato a meno di un'ora dall'appuntamento fissato per la presentazione della lista in movimento prevista per le 14:30 di oggi e annullata ufficialmente per l'indisposizione del capolista Biagio Giannone. L'epilogo di una giornata concitata iniziata di prima mattina con le prime voci ufficiose di una riunione d'urgenza della coalizione di centro-sinistra per Vignato sindaco, un tam-tam per qualcuno creato strumentalmente che ha fatto rimbalzare l'uscita di movimento dal gruppo a sostegno di Vignato, il nome dell'ex assessora Valentina Tommasi quali candidata sindaca e quello dell'attuale primo cittadino saldamente in lista. Il capolista Biagio Giannone, costretto a casa da una forte influenza, ha confermato la presenza in lista del sindaco uscente Jacopo Massaro e rinviato al mittente in tandem con il portavoce del gruppo Marco Purpura le indiscrezioni relative alla presunta uscita dalla coalizione, così come la corsa solitaria di movimento con la Tommasi candidata a guidare Palazzo Rosso. Intanto il tempo stringe. Entro i primi giorni della prossima settimana tutte le tessere del mosaico dovranno essere al loro posto. Solo allora sapremo se i candidati sindaco del capoluogo saranno 3 o 4. E la prossima amministrazione di Belluno dovrà anche decidere la destinazione dell'ex chiesa dei Gesuiti che torna fruibile. 1, 2, 3, via. Un pezzo della sua storia torna alla città e ai cittadini. È stato completato il restauro della monumentale ex chiesa dei Gesuiti che il demanio ha ceduto gratuitamente all'amministrazione comunale. Sarà uno spazio aperto, un corridoio di transito, una piazza coperta, un luogo dove poter fare convegni piuttosto che mostre. È un altro, pezzo della città restituito alla città. La chiesa dei Gesuiti è un luogo simbolo, una bellissima struttura architettonica che meritava un profondo restauro e adesso finalmente siamo riusciti a ritrovare le risorse fondamentali e poter andare avanti appunto su questo progetto e sono sicuro che la cittadinanza potrà apprezzare una bellezza storica non soltanto per Belluno ma per tutto quanto il Veneto. Il recupero è stato di stile filologico, conservando le tracce del passato che vide le forze armate costruire la pavimentazione del solaio fino a tracce lasciate scritte sui muri da quegli stessi soldati. Penso che questo sia un esempio virtuoso. Ora il Comune di Belluno in particolare ha tanti progetti per la rigenerazione urbana, ringraziamo ovviamente il governo che li ha finanziati perché in un primo momento sembrava che questi fondi non ci fossero e ora partirà un nuovo percorso, soprattutto anche di sviluppo dal punto di vista economico delle nostre imprese. L'intervento è costato 2 milioni, reperiti grazie ai fondi per la rigenerazione urbana, ma ora è davvero un grande spazio che torna alla città per una fruizione collettiva. Ed è tutto, siamo in chiusura, vi lascio alle previsioni del tempo, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di serata, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al Meteo. Anticiclone in indebolimento per il passaggio di correnti più fresche e instabili settentrionali. Weekend del 1° maggio con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni estremamente variabili, come vediamo, nuvolosità irregolare alternata a schiarite, specie al pomeriggio. Saranno probabili rovesci diffusi un po' ovunque, ma in esaurimento entro la serata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia. Nel pomeriggio possibili schiarite specie a ovest e sulla costa. Temperature minime tra gli 11 e i 14 gradi, massime sui 18-19 gradi.
Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo coperto con temporali piuttosto diffusi, anche qui migliora entro sera. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.